Era ricercato dal 17 giugno scorso il latitante Antonino Macri, 48 anni, arrestato nella notte a Sinopoli dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Macri, indicato dagli investigatori come vicino alla cosca al varo dell''Ndrangheta, deve scontare una condanna definitiva a 10 anni di reclusione per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto abusivo d'arma e munizioni. I militari, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori Calabria, hanno sorpreso il latitante all'interno di una casa in cui si nascondeva negli ultimi tempi. Un altro latitante è stato arrestato ieri dalla polizia a Vibo Valentia. Salvatore Morelli, 28 anni, presunto affiliato all''Ndrangheta, era ricercato dal maggio dello scorso anno quando sfuggì ad un'operazione condotta contro la cosca Lo Bianco. Morelli, ritenuto elemento di spicco della cosca e accusato di associazione mafiosa ed armi, è stato individuato dagli uomini della squadra mobile in un appartamento della città dove gli agenti hanno fatto irruzione e lo hanno ammanettato. Sono iniziate ieri e proseguiranno fino a domani le operazioni preliminari per il carotaggio delle aree sequestrate dalla magistratura nell'ambito dell'operazione Black Mountains. Una task force composta da esperti, periti di parte ed avvocati delle parti civili ha effettuato un primo sopralluogo al quartiere San Francesco per poi spostarsi intorno alle 14 agli stabilimenti dell'ex Enichem. Le perizie sui siti in questione sono volte a verificare la consistenza dell'inquinamento e l'eventuale temuto interessamento delle falde acquifere. È morta ieri all'ospedale San Raffaele di Milano Marisa Villirillo, la donna 32enne a cui era stata diagnosticata l'influenza A H1N1 lo scorso 12 gennaio. Dopo il peggioramento delle sue condizioni era stata trasferita con un aereo militare da Crotone, ma nonostante le cure il suo fisico non ha retto a causa soprattutto dell'insufficienza polmonare. La donna lascia il marito e 2 figli, di cui uno di 30 giorni, che ha partorito quando le è stata diagnosticata la suina. Il gruppo PD in Consiglio regionale ha promosso a Catanzaro un convegno sulla stazione unica appaltante e il contrasto alla criminalità organizzata. L'iniziativa ha avuto un aspetto tecnico con la relazione del professor Valerio Donato che ha evidenziato le peculiarità di questo strumento che ha cambiato la contrattazione ad evidenza pubblica regionale. È seguito poi un aspetto più politico con gli interventi di Sandro Principe, Rosario Olivo, Antonio Scalzo, Piero Amato ed Agazio Loiero. Agazio Loiero, dopo l'abbandono del PD, resta nel centro-sinistra. Lo ha detto ieri l'ex governatore della Calabria nel corso della conferenza stampa a Catanzaro. Non andrò mai, ha detto, con Berlusconi. Io non vado al terzo polo. Loiero ha confermato, come del resto già comunicato ufficialmente in Consiglio regionale, che andrà in autonomia e diritti. Non ho, ha detto, ambizioni particolari. Vorrei far crescere una leva di giovani di qualità. È stata inaugurata ieri a Catanzaro la mostra antologica La luce del Sud del maestro Salvatore Miglietta. È promossa dal movimento meridionale indipendente Fratelli d'Italia con il suo presidente Luciano Celia. La mostra, presentata in conferenza stampa, è stata allestita presso la galleria del complesso monumentale del San Giovanni e sarà visitabile fino al 10 febbraio 2011. Attraverso la pittura viene rappresentato il profondo legame dell'uomo con la sua terra e con l'atmosfera, in cui la luce è l'elemento decisivo. Il Crotone Calcio ha presentato ieri il suo Poker d'Assi, i nuovi acquisti arrivati dal mercato di riparazione di gennaio. Il patron Gianni Vrenna e il direttore sportivo Peppe Orsino hanno presentato l'attaccante Milan Djuric, il centrocampista Kelvin Matute, il promettente Andrea Barbuzzi ed il figlio il prodigo Gaetano Khalil, tornato a vestire la maglia rossoblù dopo la parentesi del Frosinone.